Si trova tuttora rinchiuso in una cella della casa circondariale di Poggioreale a Napoli un uomo di 49 anni accusato di truffa aggravata in concorso ai danni di un esercente vicentino di 94 anni, titolare di un negozio di filatelia a pochi passi da Piazza dei Signori. L'arrestato, cittadino italiano residente a Giuliano in Campania, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Vicenza eseguendo l'ordine di carcerazione della Procura di Vicenza che aveva coordinato le indagini dopo il colpo avvenuto l'ottobre scorso. Circa 700.000 euro il valore delle monete rare antiche che erano state sottratte con l'inganno dalla cassaforte aperta volontariamente dall'anziano. L'arrestato con un complice si erano presentati nel negozio di giorno a volto scoperto, dichiarandosi appartenenti alle forze dell'ordine ed esibendo un falso contrassegno identificativo. Le indagini e le verifiche eseguite successivamente avrebbero portato gli investigatori ad acquisire solidi elementi indiziari che hanno portato gli inquirenti ad emettere il provvedimento cautelare in carcere. Sulle tracce del complice ancora caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine, che starebbero chiudendo il cerchio dei sospetti identificati.